Si chiude l'edizione del 2024 della Sagra di San Sisto. Ecco, un passaggio volevamo farlo anche con uno dei riferenti del gruppo Sagra Musano. Come è andata quest'anno? Quest'anno è andata benissimo, la chiusura è stata eccezionale, una numerosa partecipazione di gente che da tutte le parti, diciamo, della provincia arrivano. Siamo contentissimi. Naturalmente ringrazio tutto il mio comitato perché è un sacrificio abbastanza importante quello che facciamo. Per il nostro piccolo paese ci mettiamo tanto cuore e siamo veramente contenti di questa realtà che ormai è 24 anni che la portiamo avanti. Il prossimo anno sarà il 25esimo, quindi sarà una grande attesa, sarà un passo ancora importante, una nozze d'oro per Musano con la sua sagra. Naturalmente quest'anno abbiamo dovuto cambiare la location dei fuochi d'artificio perché non hanno ritenuto idoneo il posto dove erano stati fatti gli anni precedenti. Ma è andata benissimo, forse anche meglio perché così abbiamo dato la possibilità a tanti di vederlo molto più da vicino e anche con più calore. E tante le proposte, la caccia al tesoro per i bambini, la lotteria. Ormai è tradizione, sono quelle cose fisse, lo spritz in piazza che facciamo per iniziare la nostra sagra la domenica precedente, in maniera da avere un po' di rodaggio, da oliare un po' i meccanismi della sagra. Allora e poi arrivederci al 2025 a tutti. Certo che sì, al 2025 sempre in grande forma per tutti quanti e speriamo che quest'anno sia sempre più bello per tutti.